Migliaia di precari e pochi posti liberi per assorbirli nelle scuole siciliane, mentre al nord abbandonano le cattedre che attendono soltanto di essere occupate, ma i docenti siciliani sono piuttosto riluttanti e parecchi non ne vogliono sentire di trasferirsi nelle regioni dell'Italia centrale e settentrionale, anche se in gioco c'è il posto fisso. Probabilmente ricordano le esperienze di chi fu assunto con la buona scuola del governo Renzi e ancora non è riuscito a rientrare nell'isola, oppure sono bloccati dall'emergenza sanitaria che ha flagellato il nord. Sta di fatto che l'ipotesi di una fuga da parte dei precari della scuola siciliana verso le regioni dove migliaia di cattedre non verranno assegnate per carenza di candidati sembra remota. Il ministro dell'istruzione Lucia Azzolina ci sta provando. Il primo banco di prove è stato quello che si è concluso lo scorso 17 luglio. Entro quella data i vincitori del concorso su base regionale bandito nel 2016 potevano chiedere di essere inseriti in coda anche in un'altra provincia o regione. In Sicilia sono ancora 1752, soprattutto della scuola dell'infanzia, i vincitori idonei in attesa che avrebbero potuto crearsi un'altra chance, mentre i docenti inseriti nelle graduatorie dei concorsi del 2018 e nelle liste provinciali ad esaurimento ammontano a oltre 24.000, in tutto 26.000. Una fabbrica di precari che ha buone chance di coronare il sogno dell'assunzione a tempo indeterminato alla media e al superiore. Più complicata è la situazione della primaria, nella scuola dell'infanzia e sul sostegno, dove soltanto alla media il traguardo sembra a portata di mano, ma basterebbe inserirsi nelle graduatorie di alcune regioni in perenne difficoltà, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, per essere assunti in un lampo. Le immissioni in ruolo seguono sempre lo stesso canovaccio: metà dei docenti da assumere vengono individuati dalle liste dei concorsi, l'altra metà dalle liste dei supplenti, le GAE.